È una storia esemplare questa di Giacomo Cecconi, perché nasce in un piccolo paesino della Val d'Arzino che si chiama Pielungo e da giovane viene avviato a Trieste per apprendere un mestiere, perché Trieste era un grande emporio, diciamo, di braccia e di teste, perché dopo il Porto Franco che è del 1719, e comincia a lavorare e andare a scuola anche a Trieste e di cominciare a avere i primi lavori nella ferrovia. Lui è diventato un grande Eisenbahner, cioè un grande costruttore di ferrovie, e firmava col governo austriaco dei contratti particolari in cui c'erano anche delle penali se ritardava nei lavori. Però lui nei primi anni del suo lavoro aveva avuto la grande intuizione di mettere anche nel contratto la clausola che se finiva prima il lavoro aveva il controvantaggio, cioè altrettanto di penale, altrettanto di vantaggio. E il primo grande lavoro, quello dell'Arlberg, alla presenza dell'imperatrice Sissi inaugurato e dell'imperatore Francesco Giuseppe, lo aprì addirittura più di un anno prima, cosa che magari al giorno d'oggi ci fa molta sorpresa. E ebbe una tale vagonata di soldi che non sperava, che cominciò a diventare molto ricco, e questo ricco, come sempre si dice, ricchi fanno ricchi, e intraprende anche altri grandi lavori. Lui si mette in testa di fare una via di accesso alla sua vallata, tutto a sue spese, e la intitola alla regina Margherita, perché lui aveva questo grande desiderio di commutare il titolo di barone dell'impero austro-ungarico in quello di conte del Regno d'Italia, e questo era un biglietto da visita per la Casa Savoia per fare questa operazione. Ecco, lui riesce in questo e evidentemente con tutti questi grandi lavori che faceva nelle ferrovie austriache un po' dappertutto diventa immensamente ricco, tanto che si calcola che alla sua morte aveva lasciato qualcosa come 40 milioni di lire d'allora. Purtroppo tutta la sua attività va un pochettino poi a finire male, perché tutti i figli, lui si era sposato anche diverse volte, le erano morte anche le mogli, e tutta questa grande eredità va, diciamo, scomparendo. Però lascia un suo grande messaggio, che è quello che l'istruzione, la cultura e il lavoro sono le uniche armi che vanno considerate come ascensore nella salita al vertice della società. È sua anche la famosa scuola di disegno di Pielungo, che lui a spese sue aveva sostenuto, e gli chiedevano: perché signor Conte lei vuole fare questa scuola tutto a sue spese, pagava i maestri, il riscaldamento, tutto? Dice: perché io questi ragazzi poi dalla valle li porto con me all'estero e non voglio che partano salami e che tornino musetti, nel senso che voleva portare con sé persone valide che sapessero leggere e scrivere e far di conto e tornare ammaestrati dalla vita.